Amici di Sportisidi, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana San Vito Lo Capo, gara valida per la 24esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. E pallone che arriva all'Amin dopo una deviazione. Calcia subito in avanti il portiere del Piana qua, Maia. Rischia tanto Ndiaye che svirgola. Candela può caricare il destro, ancora Candela, la finta su Sadotti, Candela calcia, pallone fuori e prima vera occasione della partita al quinto. Diakate, Tamulè che alza lo sguardo, vede Candela, scambio di prima con Secan che va giù, c'è Passero che può calciare, pallone, facile preda di Rusconi, schema con pallone da mettere al centro. Così è. Amaya! Pallone che scheggia il palo. Candela. Ancora da Amaya. Si scambia con Sannasardo. Sannasardo può metterla al centro. Chieffo. Mura ancora Sannasardo dentro. C'è Amaya che può calciare al volo. Sforbiciata del numero 9. Non lo trova perché c'è Ndiaye. Era la mustaccia che può ripartire indietro da Capitan Chieffo con la Commare pressato da Candela. Riesce qua a fare bene, Sannasardo può calciare! Rusconi vola e mette in angolo. Fuori solo Sannasardo e Candela. Pallone messo al centro. Palo di Neri. Poi Yamme a un altro palo. Nega la gioia del gol al San Giorgio. 39 sul cronometro. Tanto movimento in area di rigore. Pallone messo al centro, colpo di testa, salva Diakate sulla linea, poi Bulades, pallone che resta lì, si salva il San Giorgio. Passero la mette al centro, ancora ad allontanare Ture, Tarantino prova a saltare, pallone che va in zona, Gaio calcia, pallone verso Secan, ancora Gaio, va giù, non c'è rigore perché c'è il tocco su Chieffo. Così come Capitan Gaio che qua subisce il fallo, c'è vantaggio con Secan che riesce a tenere il pallone, un altro palo con la deviazione di Rusconi in calcio d'angolo, ma quanta sfortuna per il San Giorgio Piana. Rusconi calcia a cercare Guaiana, passa la palla dove c'è Bulades che calcia, Lamin mette le mani deviando in calcio d'angolo, Mustaccia interviene, calcia in avanti, nuovamente da Guaiana. Guaiana arriva a Gaio, attenzione, tocco di mano e calcio di rigore. Guaiana contro Lamin. Fischia il direttore di gara. Parte Guaiana. Spiazzato Lamin. E 1-0 del San Vito Lo Capo, che all'80° minuto si porta in vantaggio. Prova in qualche modo a metterla in avanti, non riesce, ma attenzione qua a Lamin che di testa sbaglia il controllo, Bulades calcia e pallone che termina fuori, ma occasione ghiotta per il San Vito, non si sono capiti qua i giocatori del San Giorgio, e ottiene il pallone. Giocata su D'Amico, mettere al centro il portiere, Barbara controlla, calcia! E c'è la rete all'89°! Barbara la pareggia su giocata di Lamin. 1-1 e finisce qui. San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo si dividono la posta in palio.